Purtroppo ancora le problematiche del Covid non sono del tutto superato e anzi in ambito internazionale è ancora più complessa la questione. Come lo state affrontando dopo più di un anno? Questo lungo anno molto difficile e faticoso non è ancora finito e se guardiamo nella dimensione mondiale, quindi nel lavoro che fanno i patronati in tutto il mondo, possiamo dire che il tema Covid, pandemia, con tutte le restrizioni che questo comporta e tutte le crisi economiche che questo suscita, non ci sembra stia per finire, non c'è particolare luce in fondo al tunnel in questo momento. Noi viviamo una situazione in cui in queste ore comincia a essere più disomogenea la situazione paese per paese, in alcune realtà si intravedono possibilità di riaperture o spiragli di ritorno verso una particolare normalità, se vogliamo chiamarla così, ma in gran parte del mondo il tema del Covid, del contagio, delle chiusure, delle restrizioni è ancora quello dominante. Se pensiamo a grandi aree come tutta l'America Latina o tantissime realtà qui europee, questa cosa è evidente. Ha influenzato il lavoro dei patronati all'estero in un modo clamoroso, non soltanto nelle richieste che venivano a noi rivolte, insomma, l'abbiamo detto nel corso di quest'anno, il grosso delle richieste avevano tutte a che fare con l'aiuto per avere una sorta di assistenza sociale, quindi ricorrere alla disoccupazione o ai mezzi messi a disposizione paese per integrare i salari che si perdevano, occupazione che andava persa. Ed era ancora il tema caratterizzante. Sicuramente sono state più difficili le modalità di lavoro, il lavoro di patronato è un lavoro di sportello, di prossimità, noi questo lo rivendichiamo sempre come punto qualificante, fondamentale, che l'operatrice e l'operatore di patronato all'estero sono il volto, la persona che viene conosciuta dell'Italia, o che i nostri connazionali trovano come interfaccia, appunto, come elemento di presenza fisica. E chiaramente un po' ovunque abbiamo dovuto ricaratterizzare invece il nostro lavoro per un lavoro online, un lavoro con un contatto distaccato, quindi che avvenisse tramite internet, nel migliore dei casi riuscendo a programmare degli incontri soltanto su appuntamento, e cioè garantire quelle norme di sicurezza sia per gli assistiti che per gli operatori che non mettessero troppe persone insieme in uno stesso ambiente inevitabilmente chiuso. Noi stiamo procedendo così. Possiamo dire che il nostro impegno, parlo come patronato Inca, ma sicuramente abbiamo visto in tutti gli altri patronati, era quello di non lasciare nessun nostro connazionale da solo, di fronte a nessun tipo di emergenza che gli fosse capitata o che gli sia caduta addosso durante questo periodo. E credo che ci siamo riusciti, perché naturalmente se noi andiamo a vedere poi i numeri già solo di quest'anno delle persone assistite e contattate, forse cresce addirittura rispetto agli anni scorsi. Sicuramente è cambiata moltissimo la tipologia, l'attività quella tradizionale, standard di assistenza e tutela che fa un patronato è stata soverchiata dalle richieste di aiuto, di intervento, di informazione, di consulenza rispetto a tutt'altro, rispetto a quello che oggi il cosiddetto paniere, quello che si immagina in Italia facciano i patronati all'estero. La realtà è tutt'altra. Insomma. Il tenore delle richieste di aiuto e di assistenza riguarda un universo, un ventaglio così ampio di richieste che non vengono riconosciute. Però noi ci siamo, noi continuiamo a esserci, non ci sarà un giorno, non c'è stato e non ci sarà un giorno in cui non si darà assistenza ai patronati all'estero, non danno assistenza ai nostri connazionali. Continueremo così. Quali sono stati i paesi maggiormente aggrediti dal Covid e quindi un maggior numero di assistiti che sono ricorsi al patronato? Le persone si rivolgono a noi per motivi legati alla pandemia varia inevitabilmente con l'andamento della pandemia nei singoli paesi. Abbiamo visto un periodo iniziale dove nei paesi europei era molto alto il bisogno, era molto alta la richiesta, dall'estate scorsa è aumentata fortemente nei paesi dell'America Latina, è rimasta costante nei paesi del Nord America, sempre perché come vediamo anche proprio dai numeri dei contagi, diciamo, il rapporto, il livello è sempre stato molto alto. Sicuramente oggi è un po' ovunque e aumentano continuamente quelle che sono le richieste di assistenza e aiuto per materie di carattere sociale, quindi che stiano collegate soprattutto alle prestazioni sociali locali, paese per paese. È molto forte in Europa, nei paesi tradizionalmente più benestanti e ricchi del nord Europa. Per quanto riguarda l'America Latina, dove pure sono fortissime le richieste in questo senso, è affiancato da un'ampia richiesta di aiuto per la richiesta di cittadinanza.
perché e questo ci introduce al grande tema che a nostro avviso scatenerà ulteriormente la pandemia, perché chiaramente le condizioni economiche peggiorano continuamente, non si intravede, parlo dell'area dell'America Latina, una possibilità di ripresa o di recupero totale a breve, quindi la scelta inevitabile, scelta lo dico tra virgolette, è quella di ricorrere all'immigrazione e in questo senso appunto la richiesta di cittadinanza italiana per agevolare quel percorso. Il nostro paese è preparato a questa ondata? La crisi economica conseguente alla pandemia rifarà nascere un grande flusso migratorio, sia da altri paesi verso l'Italia che dall'Italia verso altri paesi. Ed è significativo notare già nei dati del 2020 che a fronte di una mobilità internazionale che si era un po' arrestata nei mesi di marzo, aprile, maggio, già dall'estate era ripartita con gli stessi numeri degli anni precedenti, in particolare dall'Italia verso l'estero. A questo si legano fenomeni di mobilità interna, partiamo dai paesi europei, dove quelli maggiormente colpiti dalla crisi inevitabilmente genereranno una loro mobilità interna, la dico così, penso innanzitutto a ragazze e ragazzi italiani che erano andati nel Regno Unito, dove la Brexit, le difficili condizioni peggiorative di permanenza o ingresso nel paese e la crisi economica fanno sì che dal Regno Unito si spostino verso altri paesi, ma non ritornino in Italia. Ecco, il tema della mobilità internazionale dall'Italia verso l'estero, da altri paesi o interno appunto a un'area magari europea o tra il sud e il nord delle Americhe sarà un altro tema caratterizzante del post-Covid, inevitabilmente. Tutti i meccanismi messi in campo in questo momento per fronteggiare le prime emergenze economiche chiaramente non saranno sufficienti e ci sembra, diamo per scontato che il tema della mobilità che ha caratterizzato gli anni passati nel nostro paese sarà ancora più protagonista e ancora più forte nell'immediato futuro appunto nel momento in cui si tornerà verso una normalità negli spostamenti, ma non certo in una normalità di situazione economica. L'Italia in questo senso credo abbia degli strumenti per attrezzarsi, ma non è un paese ancora attrezzato, è un paese che avrebbe gli strumenti per attrezzarsi nei due filoni, cioè per non costringere innanzitutto tanti dei propri ragazze e ragazzi non più soltanto ad andarsene all'estero per cercare un lavoro, così come avrebbe gli strumenti per attrezzarsi per essere un paese in grado di accogliere e ricevere. Negli ultimi anni sul tema della nuova immigrazione si è sviluppato soprattutto all'estero, nelle nostre comunità all'estero, un grande pensiero collettivo. Le varie intelligenze o esperienze a disposizione a partire dal mondo dei patronati, il mondo dell'associazionismo che è stato prezioso su questo, le esperienze nate nel seno dei CGE come il seminario di Palermo o le esperienze locali pregevoli fatte da moltissimi Comites hanno permesso di costruire una visione, un pensiero che io non so definirlo in altri modi che collettivo, cioè di presa di coscienza fino in fondo del fatto che questa uscita massiva degli italiani dal nostro paese, motivata fondamentalmente dal bisogno lavorativo, dal bisogno di cercare delle opportunità che il paese non garantisce più, è un grande tema che interroga soprattutto l'Italia. Noi lo affrontiamo perché è il nostro dovere, il nostro compito nel momento finale, cioè nel momento in cui è già avvenuto il passaggio, ci si è già trasferiti all'estero o si va da un paese verso l'altro, cercando di garantire diritti innanzitutto, lavoro, integrazione nelle nuove comunità. Ma ancora fino ad oggi il paese, in particolare l'Italia, si è interrogato molto poco su cosa sta succedendo proprio in Italia, quali sono le conseguenze di questo fenomeno sul nostro paese, quali realtà vengono completamente svuotate, quali pezzi del nostro paese non avendo più a disposizione non soltanto quei giovani laureati, cosiddetti cervelli, ma non avendo più a disposizione quasi un'intera generazione, che destino hanno? Che destino avranno? Allora, quando ci si interroga giustamente in Italia su quali politiche adottare per ritornare a un incremento delle nascite, per garantire un futuro, il primo tema da affrontare a mio avviso sarebbe quali condizioni costruire in Italia perché non si sia costretti all'emigrazione. E credo che oggi sarebbe molto importante, anzi sarà questo un compito di chiunque di noi si trovi a lavorare su questi temi, rispostare il dibattito, il tema verso l'Italia, cioè cominciare a porre le domande giuste al nostro paese. Come utilizza i vari strumenti, ad esempio quello del recovery plan o altro, per costruire in Italia le condizioni per cui non si sia costretti ad emigrare. Credo che soltanto così noi che ci occupiamo a vario titolo e con varie esperienze del mondo dell'emigrazione italiana
possiamo, come dire, aiutare ad affrontare il tema centrale, il vero nodo, e cioè quello di fare dell'Italia un paese dal quale non si sia costretti ad andare via. Perché il futuro che abbiamo di fronte, soprattutto dopo la pandemia, non è diverso dagli ultimi anni del passato, anzi possiamo dare per scontato che quei grandi flussi di migrazione ripartiranno, e ripartiranno in maniera, la dico così, meno protetta di prima, perché il bisogno sarà più forte e quindi si andrà via dall'Italia all'estero alla ricerca di un lavoro qualsiasi, a qualsiasi condizione. Su questo perché ci ragionavo poi proprio nel corso di quest'anno. Noi abbiamo avuto in passato, connessa alla cosiddetta migrazione tradizionale, quella del dopoguerra degli anni 50 e 60, nel nostro paese una grande attenzione politica, sociale e Sì. culturale. E noi tutti conosciamo anche la produzione artistica che c'è stata intorno a questo tema. Meravigliosi film, pensiamo a Nino Manfredi, ma anche le favole di Gianni Rodari dedicate al tema dei migranti interni al paese e dei migranti verso l'estero, perché c'era una sensibilità, una cultura che era un problema per tutti, era una sconfitta per tutti che ci fossero dei nostri concittadini costretti a lasciare la loro terra per andare fuori. Oggi tutto questo manca ancora in Italia, c'è alta consapevolezza, insisto, nel mondo fuori dall'Italia, nel mondo italiano fuori dall'Italia, e qui non c'è nessuna rivendicazione di primato, ma come CGL, come INCA, con la nostra associazione Itaca, su questo ci siamo mossi, ma ci siamo mossi percependo di non essere mai soli su questo. C'è un grande impegno del mondo dell'associazionismo, io penso alle esperienze della FILEF, all'associazionismo cattolico, al lavoro che fa la Fondazione Caritas Migrantes su questo. Penso al lavoro di tanti strumenti del CGE e realtà locali del Comites che si impegnano. Dobbiamo riuscire a riportare questo tema, questa attenzione, ricostruire questa sensibilità in Italia. Credo che nei prossimi mesi sarà opportuno che le varie energie, forze, intelligenze diffuse che lavorano su questo tema si incontrino, ragionino insieme proprio su come destare fino in fondo l'attenzione a partire dalla classe politica italiana, che il tema di costruire un paese che non costringa all'emigrazione e che costruisca invece le condizioni localmente nelle realtà del sud che citavamo, ma anche nelle realtà del nord, addirittura nella realtà della capitale, perché se c'è un elemento nuovo nella nuova emigrazione è che per la prima volta nella storia emigrano i romani. È una cosa che non è mai successa. Se noi andiamo a guardare la tradizione dell'emigrazione, quando si emigra dalla capitale, cioè dal punto dove in ogni caso forse si immagina più semplice trovare lavoro, vuol dire che le condizioni, questo tema deve essere riposto, riportato da noi al paese, cercando di stimolare appunto quello che in alcuni casi comincia a esserci. Noi apprezziamo molto, notiamo l'attenzione di alcuni settimanali come l'Espresso, ci sono delle trasmissioni radiofoniche che fa Radio 3 su questo, Expat, che pongono l'accento, il faro. Ci piacerebbe dar vita, contribuire, stimolare anche un'attenzione dei media e un'attenzione culturale del paese su questo fenomeno, perché non sia rimosso, trattato ancora come polvere da mettere sotto il tappeto. Rientri. Noi abbiamo fatto, come Itaca, insomma, con l'Incar, quell'incontro di un anno fa a Bruxelles con Maurizio Landini, con i giovani italiani all'estero, dove fondamentalmente ci ponemmo la domanda che era proprio questa, cioè cosa succederebbe se decidessimo di tornare tutti? L'Italia sarebbe pronta ad accogliere questo flusso, queste milioni di persone che rientrano? Il non detto è che non è pronta l'Italia ad accoglierli. Questa sensazione del fatto che tu sei andata via, ma il tuo paese tutto sommato non se ne dispiaccia più di tanto, perché tutto sommato gli hai tolto un problema, è terrificante, da un senso di rifiuto, di esclusione, di espulsione. Noi non la chiamiamo così, ma fondamentalmente c'è una generazione che da questo paese è stata costretta all'esilio. E, chiamando le cose con il loro nome, affrontandone veramente i punti che lo determinano, credo che sia l'unico modo per cercare di invertire questa tendenza. L'accentuarsi della crisi economica prima e la pandemia e le difficoltà ad essa connessa, poi la violenza sia fisica che verbale nei confronti delle donne sta conoscendo una nuova e più intensa stagione, sia in Italia che all'estero. E se la prima si consuma drammaticamente, soprattutto in ambito familiare, la seconda trova però nei social media e di recente negli strumenti di comunicazione e dialogo utilizzati in tempo di pandemia ulteriori opportunità di offesa. Mi riferisco in particolare nel nostro caso
all'episodio di sessismo e non solo, di cui è stata oggetto la coordinatrice del patronato Inca Belgio nei giorni scorsi, peraltro in occasione di una iniziativa di informazione circa i diritti e le tutele sul lavoro dei cittadini italiani all'estero. L'episodio che ha colpito un esponente delle molte donne che operano nei patronati sia in Italia che all'estero con grande impegno e che marca purtroppo i passi indietro che si stanno facendo nel tessuto sociale nei confronti della componente femminile, pur a fronte di importanti conquiste legislative avvenute sia in Italia che all'estero, conquiste che talvolta però vengono disattese quando non addirittura cancellate. L'episodio successo in occasione di un'iniziativa che era stata organizzata dagli amici e compagni del PD del Lussemburgo e a cui era stata invitata Eleonora Medda, la nostra coordinatrice dell'Inca in Belgio, per parlare proprio dei sistemi previdenziali e quindi per dare aiuto, informazione e assistenza dei cittadini che ne avevano bisogno, più deboli, più bisognosi di aiuto. Io li chiamerei semplicemente per quello che è fascismo, è un tipico atto di fascismo, è una prevaricazione verso una donna che sta parlando con competenza ed esperienza, tant'è che negli insulti e nelle modalità c'era tanto a sfondo, sia nel richiamo grafico diciamo, al fascismo e al nazismo, che al più bieco sessismo esplicito. E non è il primo caso che succede in questo senso, è successo a molte iniziative di carattere sindacale promosse in Italia o in altre realtà europee. Possiamo definirla così, in maniera evidente. I rigurgiti che chiamiamo di stampo sovranista, tradizionalista, nostalgico, che attraversano l'Europa, in questo momento si richiamano sempre alle peggiori caratteristiche del fascismo. Non è un caso che noi anche nella nuova associazione Itaca dal momento della nascita l'abbiamo voluta caratterizzare fin dallo statuto come un'associazione a cui si può aderire riconoscendosi esplicitamente come antifascisti, e sempre cerchiamo di partecipare, dare il nostro contributo alle iniziative dell'ANPI a livello nazionale o a livello locale quando queste avvengono, e delle associazioni di natura democratica e antifascista locali nei vari paesi. In particolare questo colpisce certamente la condizione di attraverso la manifestazione di razzismo e discriminazione, sicuramente migranti, e in particolare la condizione femminile all'interno della migrazione, che forse non viene mai indagata e nemmeno analizzata sufficientemente, che non solo subisce in sé atti di discriminazione. Noi pensiamo a tutta la campagna che fanno anche i sindacati europei sulla differenza, sul gap di salario e retribuzione tra uomo e donna sul posto di lavoro, ma quante difficoltà maggiori incontra una donna nel corso della sua esperienza migrante, aggiuntive rispetto a quelle che già difficili che incontra un uomo. In questo senso io penso che non si deve mai abbassare la guardia, anzi non c'è mai abbastanza attenzione, non c'è un punto finale in cui io temo noi possiamo dire di aver raggiunto finalmente una situazione di soddisfazione e di tranquillità. Determinate conquiste nel rispetto, nel riconoscimento, nell'uguaglianza inevitabilmente vanno difese giorno per giorno. Naturalmente quell'episodio, che in sé è spregevole, ma la dico così non perché è poco preoccupante, ma ridicolo, perché se pensa che in qualche modo ciò possa interrompere un'azione, un lavoro o intimidire, è scontato che genera soltanto l'effetto opposto. Sicuramente le compagne e i compagni dell'Inca, che è vero che è una realtà prevalentemente femminile, non soltanto in chi ci lavora, ma negli ultimi anni in chi la dirige. Noi, quando io ho cominciato la mia esperienza all'interno dell'Inca, c'era soltanto una realtà nel nostro mondo che era coordinata o diretta da una donna. Oggi abbiamo perso tutto il conto, insomma, esperienze in cui le Inca nel mondo sono guidate, governate, coordinate da compagne molto brave, sono perlomeno la metà di quelle che ci sono. Insomma, io credo che sia questo non soltanto un atto di civiltà, ma semplicemente perché all'interno del nostro mondo hanno potuto farsi apprezzare e vivere le loro capacità e le loro competenze in modo completo. Okay.